Buongiorno, buongiorno carissimi amici di RPL, di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Verna, benvenuti ad Onda Libera, vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 02 66 20 35 29 oppure anche il numero per poterci mandare un messaggio scritto che è il 346 64 277 56 o anche un messaggio vocale perché questo è il numero di WhatsApp. Allora, in collegamento con noi al telefono abbiamo Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, che si batte da anni proprio per i rimborsi ai truffati dalle banche. Ciao Barbara, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora Barbara, io questa mattina, così come nei giorni scorsi, sto leggendo tutti i giornali e leggo rinvio, lite nel governo, rinvio dei rimborsi, quindi anche un semplice lettore quando legge queste notizie poi si stufa. Immagino tu come sei stufa di questi continui rinvii o no? Diciamo che siamo molto provati, sia noi che i risparmiatori. Chiaramente come sto io è l'ultima delle cose, ma come stanno i risparmiatori invece è la prima, perché purtroppo veramente adesso, soprattutto che si vedono anche arrivare le lettere di recupero credito da parte della società di gestione accentrata, da parte di Banca Intesa, da parte delle banche venete, la situazione si sta ancora di più aggravando. Questi recuperi credito peraltro adesso si stanno facendo per recuperare quelle che erano delle esposizioni creditorie concesse per acquistare azioni oppure per far fronte all'illiquidità di queste azioni che chiaramente nell'ultimo periodo erano diventate invendibili per poi addirittura valere 0 euro. Quindi la situazione sta diventando molto grave ed è molto urgente trovare una soluzione. Ecco. La soluzione peraltro insomma, è ormai da tantissimo che la stiamo proponendo, la costituzione di questo fondo, il fatto che il fondo deve essere alimentato dai conti dormienti e quindi non dalla fiscalità pubblica, non dalle tasse degli italiani. E avevamo proposto quello che doveva essere l'articolo 38 della legge di bilancio, l'avevamo proposto già a dicembre, c'era peraltro l'intesa con il sottosegretario Bittonci della Lega. All'ultimo questo testo è stato spazzato via nel passaggio al Senato, quando ormai la legge di bilancio era stata blindata da un testo che chiaramente contrasta con quella che è la normativa europea sul punto. E quindi oggi noi ci troviamo con un governo che purtroppo ha delle difficoltà ad attuare questa norma. Questa norma doveva essere attuata ancora entro il 30 di gennaio del 2019, quindi siamo in estremo ritardo. E l'Europa ha fatto delle osservazioni, le osservazioni riguardano proprio la procedura di accesso al fondo e riguardano anche i motivi, diciamo, dell'erogazione di queste somme. Se quest'ultimo aspetto è stato tranquillamente superato, il primo nodo resta. L'Unione Europea vuole un arbitro, non vuole una commissione di 9 membri creata ad hoc per questo strumento, vuole un arbitro. E l'arbitro in realtà noi l'avevamo già proposto e doveva essere l'arbitro per le controversie finanziarie che ha già un passato, ha già un'esperienza su questa materia e con la quale avevamo anche già iniziato il ragionamento per andare a definire una procedura veramente semplice e snella per poter vagliare le domande. Vai Barbara. Ieri ennesima fumata nera al Consiglio dei Ministri. C'era grande attesa perché tutta la giornata è stata per noi molto convulsa. Abbiamo reinoltrato tutte le nostre proposte nuovamente sia al ministro Tria sia al sottosegretario Villarosa sia poi ai vari parlamentari che si stanno impegnando su questo tema al fine di fare pressione e chiedere che
venisse recepita quella che è la nostra norma. Questo non è stato fatto. Abbiamo visto come il Premier Conte abbia dichiarato che ci vuole incontrare lunedì. Ma andrete lunedì? Siete stati convocati, no? Allora, io ricontrollo proprio in questo momento in diretta la posta, perché fino ad ora non mi era arrivato nulla, e confermo come non sia ancora arrivata la convocazione. Ecco. Quindi speriamo che arrivi, altrimenti comunque noi saremo a Roma. Benissimo. Saremo a Roma perché o dentro o fuori noi faremo sentire la nostra voce. Perfetto. Chiaramente non saremo solo noi di consumatori attivi, ma ci saranno le altre 17 associazioni che assieme a noi fanno un gruppo all'interno della cabina di regia e quindi insomma, prima di tutto attuazione subito di questo fondo, perché sappiamo tutti che a breve entreremo in un periodo elettorale molto intenso per le europee. Ulteriormente la stessa commissaria Vestager dell'Europa decadrà dagli affari straordinari dal 1° di luglio fino a gennaio 2020, e quindi se non si adotta adesso il fondo veramente si rischia di non vederlo più e non possiamo permetterci. Senti Barbara, comunque il ministro Tria proprio questa mattina assicura: vogliamo pagare tutti e quindi bisogna fare in modo che possano essere pagati tutti nel più breve tempo possibile. Quindi restiamo fiduciosi, tu aggiornaci sempre, sei sempre ben accetta ad intervenire qui in radio. Ci sentiamo poi lunedì per i prossimi aggiornamenti. Va bene? Sì, lunedì nel pomeriggio ci sentiamo. Va bene, allora grazie mille Barbara, buon proseguimento di giornata. Grazie mille a Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Adesso Giulio dalla regia ascoltiamo l'intervento del governatore Luca Zaia, poi ospite il professor Antonio Maria Rinaldi, e ci sentiamo tra poco. Dei deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 5,5 del regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in materia di autonomia finanziaria delle regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Presidente Zaia è oggi accompagnato dal dottor Maurizio Gasparin, direttore dell'area Programmazione e Sviluppo Strategico, e dal dottor Gianluigi Masullo, direttore dell'area Risorse Strumentali. Si tratta dell'8ª audizione della Commissione, l'occasione particolarmente significativa in ragione del lavoro che la Commissione sta svolgendo in tema di attuazione dei principi di autonomia degli enti territoriali e locali e del relativo regime finanziario e sui temi delle iniziative in atto relative all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Nel ringraziarla per la disponibilità dimostrata, cedo quindi la parola al Presidente Zaia. Prego. Sì, grazie Presidente Invernizzi, grazie a tutti i componenti della Commissione e grazie per l'opportunità. Non le nego che ho una relazione, ma vorrei lasciare agli atti, vi evito tutta la lettura della relazione. Penso di conoscere a sufficienza questa materia per evitarvi la lettura della relazione. Però alcuni aspetti li vorrei esporre qui in Commissione, vista l'autorevolezza della Commissione, in maniera tale che si possa anche fare un punto di quello che è per noi l'autonomia e cos'è questo processo. Beh, innanzitutto è bene che io ricordi che tutta questa partita è una partita che inizia un po' nella notte dei tempi, perché voglio ricordare che molto spesso non lo si ricorda, non lo si dice, ma il Veneto ha tentato ben 3 volte di avviare questo progetto negli ultimi 25 anni. Accade che fortunatamente nel giugno 2014 si attivò con questa legge regionale di indizione del referendum, una legge che poi c'è stata impugnata dall'allora governo, e dopo un anno questa legge referendaria è diventata assolutamente efficace dal punto di vista giuridico a pieno titolo, in quanto nel giugno 2014 è stata approvata e nel luglio 2015 questa legge è stata assolutamente avvalorata, brutto termine ma rende l'idea, dalla Corte Costituzionale con una sentenza che ha detto: il Veneto ha ragione, è giusto che i veneti vengano auditi. Vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni particolari di autonomia? Questo era il quesito.
dopo quel percorso non poco travagliato di quell'anno, dal 2014, quei 13 mesi, dal giugno 2014 al luglio 2015, con la sentenza favorevole della Corte Costituzionale, ricordo tra l'altro che allora uno dei giudici della Corte Costituzionale era l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Abbiamo avviato tutto un progetto, tutto un processo per fare un referendum, farlo con serietà e cercando anche di portare la responsabilità della scelta, di una scelta importante, dell'applicazione di quello che è il comma 3 del 116 della Costituzione e anche gli articoli successivi, di farlo coinvolgendo i veneti. Mi permetto di sottolineare coinvolgendo i veneti, ma non facendolo solo dicendo un referendum, ma anche imponendo, ma anche per un po', come si può dire, di senso di alta responsabilità, visto e considerato che il Veneto, che si definisce identitario, che si definisce assolutamente autonomista, che comunque predica di continuo l'autonomia, abbiamo detto, beh, vogliamo fare il referendum, lo facciamo anche con il quorum. Quindi Veneto va a referendum con il quorum, 58,1% degli aventi diritto va a votare, 2.238.000 veneti, 2.328.000 veneti, e il 98,1% votano per il sì. 22 ottobre 2017. Questo è quello che accade. Vi evito di racconti sulle traversie che abbiamo avuto, sulle angherie che abbiamo subito per non farci fare il referendum, dal divieto dell'utilizzo della tessera elettorale, che poi si è trasformato in un certificato cadeau gadget per tutti coloro che sono andati a votare, ai ricorsi al TAR fino all'ultimo istante. Noi eravamo in odore di apertura delle urne, avevamo ancora alle spalle il fiato dell'ultimo ricorrente al TAR che ha fatto di tutto per bloccarci questa fase referendaria. Una fase referendaria di civiltà e assolutamente oggi propedeutica a una discussione che torna utile con il governo attuale. Da quella fase referendaria ne è scaturito con il passato governo la sottoscrizione di una preintesa su 5 materie, 4 più 1. Vi ricordo che il Veneto ha presentato un progetto per 23 materie, esattamente le 23 materie elencate nella Costituzione, ma già con il passato governo, a firma del sottosegretario Bressa, abbiamo sottoscritto la prima preintesa per 5 materie, 4 sufficientemente definite, la quinta è ancora molto in fieri. In quella preintesa, lo dico perché a volte si legge di dichiarazioni che sono fuori dal tempo e dallo spazio, in quella preintesa si stabilivano già i criteri in via macro, definiamolo così, per il finanziamento dell'operazione, quindi le contropartite finanziarie, quindi la compartecipazione sui tributi. Si introduceva il principio dei fabbisogni storici e di fabbisogni standard, e quindi il tema del superamento della spesa storica, e sempre in quella preintesa si introduceva il principio, oltre che di quei criteri, ma anche del criterio che le 5 materie non erano l'inizio e la fine del provvedimento, ma erano solo le prime 5 materie, richiamando peraltro per la preintesa del Veneto le 23 che comunque sarebbero state oggetto di approfondimento. Si è insediato il nuovo governo, l'insediamento del nuovo governo scusate, non sto leggendo, mi scusi. L'insediamento del nuovo governo ci porta ad affrontare nuovamente la partita dell'intesa. Ricordo che la Costituzione parla di un'intesa tra la regione e il governo, non tra le regioni e il governo. Quindi è inevitabile che se anche tutte le regioni italiane chiedessero l'attuazione del 116, del 3 del 116, avremmo comunque la necessità di fare 20 intese. Ovvio, non accadrà mai perché 5 regioni sono già a statuto autonomo, per cui possono solo fare delle ulteriori intese per ampliare i poteri che attualmente hanno. Allora, con l'attuale governo, il ministro Stefani, abbiamo costruito un percorso, un centinaio di incontri, si è elaborata tutta la partita dell'intesa, e l'intesa per noi è un'intesa finita, cioè noi i compiti per casa li abbiamo fatti. Non abbiamo esami di riparazione a settembre da fare, quello che dovevamo dire l'abbiamo fatto, l'intesa è scritta, è sul tavolo del Presidente del Consiglio del 2 ottobre dello scorso anno, quindi del 2018, è un'intesa rispettosa di tutti i dettami della Costituzione e delle leggi vigenti, è un'intesa che si è costruita partendo da quello che poi per qualcuno è il peccato originale, per noi è un po' il contrappasso dantesco, che è la modifica del titolo quinto, no? Titolo quinto 2001, che arriva ad oggi inapplicato, inascoltato
e forse anche inosservato da qualcuno, perché ho l'impressione che più di qualcuno si sia accorto solo di recente che esisteva il titolo quinto e la possibilità di chiedere 23 materie. Noi abbiamo dovuto battagliare per spiegare che le 23 materie non erano un'invenzione veneta, ma sono una possibilità che la Costituzione ci dà. È iniziato un percorso, questa intesa è pronta, ma è iniziato un percorso perché proprio, permettetemi di dire, dal Veneto, perché il Veneto conosce come si può dire, il dualismo di una regione a statuto ordinario che dialoga quotidianamente con due realtà che sono, che sono a statuto speciale. Il Veneto conosce, ad esempio, l'elemento dei comuni secessionisti. Noi abbiamo 32 comuni in Veneto dei 574 che chiedono di andarsene dal Veneto, ma non perché non si sentano veneti. La vicenda di Sappada penso che sia un case history ormai, no? Nazionale. C'è un comune transfrontaliero di confine che, nonostante tutte le partite che si affrontano quotidianamente, pensate che la montagna veneta, che è oggetto fra l'altro quasi totalmente dell'aspetto dei comuni secessionisti, è una montagna che è oggetto di assoluto, come si può dire, attenzione da parte della regione. Però è pur vero che al di là dello steccato le cose magari vanno in maniera diversa, vanno in provincia autonoma di Trento, di Bolzano e in regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Noi non siamo contro le autonomie di queste due realtà, che sia chiaro, noi non siamo contro le autonomie, quantomeno perché se togliessero l'autonomia ai nostri vicini di casa, ai nostri cugini, accadrebbe inevitabilmente che a noi proprio l'autonomia non se la fanno più vedere neanche in fotografia. Quindi 32 comuni secessionisti, Sappada se n'è già andata dal Veneto, e di questo passo rischiamo di garantire lo sbocco al mare al Trentino Alto Adige, che oggi non ce l'ha. Quindi è un'esigenza concreta, geopolitica del Veneto, è storica, è identitaria, ma anche la volontà di dire da parte dei veneti che l'opportunità che viene riconosciuta dalla Costituzione, pensate che la Costituzione repubblicana del 48 non aveva la necessità di avere il titolo quinto per avviare l'autonomia differenziata. Del resto lo stesso Einaudi nel presentare la Costituzione diceva proprio nel 48, Einaudi è stato uno dei padri della Costituente, diceva nel 48 nel presentarla in Parlamento: ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta. E se andiamo a leggere gli articoli originari della Costituzione, quelli che sono lì ancora evidenti, e immaginiamo di avere la vecchia Costituzione senza la modifica del titolo quinto, quindi la Costituzione ante 2001, vediamo che l'autonomia che si spetta dai padri costituenti era già identificata, ma non poteva che essere così, perché se voi pensate nel 1948 erano sostanzialmente 3 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, i territori avevano ancora le macerie fumanti e cercavano di darsi delle carte costituzionali che fossero assolutamente democratiche e assolutamente rispondenti ai bisogni del territorio. Non eravamo nell'era digitale quando non c'era internet, non c'erano i social media, non c'erano elementi di comunicazione rapida, per cui è inevitabile che si chiedesse di dare autonomia un po' a tutte le comunità, a tutti i campanili. Adesso io ve la banalizzo, ma è così. Negli stessi giorni in cui si scriveva la Costituzione repubblicana italiana, i tedeschi scrivevano la loro Costituzione, e guarda caso anche quella con scelte autenticamente federaliste, molto più eroici i tedeschi nel poi andare a gestire la loro Costituzione nel post-guerra, e davano vita ai Länder tedeschi, cosa che da noi non è accaduta, perché poi la gestione, nonostante la Costituzione autenticamente federalista, la gestione è stata autenticamente centralista. Qualcuno dice che questa è la secessione dei ricchi. A noi fa male sentir dire che la secessione dei ricchi, che è una secessione mascherata, è un atto di ingordigia e di vanità di alcune regioni. Decisamente no, per 2 motivi. Il primo, perché di 20 regioni italiane, 17 hanno già intrapreso il percorso di autonomia. Di 20 regioni italiane, 17 hanno già un percorso di autonomia. 5 delle 17 sono regioni autonome. Le altre 12 sono regioni che hanno chiesto il percorso per l'autonomia. Restano fuori, adesso non vorrei sbagliarmi, ma restano fuori la Calabria al momento, la Puglia, la Basilicata, e poi a me risulta che le altre abbiano chiesto comunque di partecipare al percorso. Questa mattina peraltro abbiamo avuto un incontro, ho detto qualche... no. Questa mattina peraltro abbiamo avuto un incontro dal ministro Stefani presso il Ministero con tutte le regioni, e anche lì il tavolo è un tavolo
assolutamente di regioni che con le diversificazioni nella richiesta comunque avanzano la richiesta del comma 3. Si va dal Piemonte che chiede 12 materie, alla Emilia Romagna che ne chiede 15, al Veneto che ne chiede 23, alla Lombardia che ne chiede 23 e poi l'Umbria che presenta un progetto ad hoc assieme alle Marche, piuttosto che la Toscana con un progetto ancora alternativo. Ma questa è la Costituzione, non è la babele istituzionale, questa è la Costituzione. Ma accade anche nei paesi nei quali si dà per assodato che siano paesi federalisti. Tra uno Stato e l'altro federale degli Stati Uniti, piuttosto che tra un Länder e l'altro della Germania, comunque la diversificazione delle competenze c'è. Noi chiediamo 23 competenze, chiediamo assolutamente competenze in linea con quello che è previsto dalla Costituzione. Abbiamo, non per vanità, la volontà di pensare che se il centro decisionale è vicino al cittadino, il centro decisionale sia più responsabilizzato. Da noi si dice, in Veneto si dice l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, i veneti mi capiscono, in italiano si dice l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Potrebbe essere il payoff, no, dell'autonomia. Vuol dire che la diminuzione delle catene decisionali ci permette di essere molto più performanti. Non è la secessione dei ricchi perché, se da un lato vi ho detto perché comunque 17 regioni su 20 comunque hanno un percorso di autonomia, dall'altro vi dico che leggendo bene la bozza di intesa che è stata depositata è una bozza assolutamente che non mette mano al tema della perequazione, al tema della solidarietà e della sussidiarietà nazionale. Qualcuno dice ma non c'è scritta, proprio perché non si tocca. Se avessimo dovuto cambiarla avremmo dovuto scriverlo. Si dà per assodato che quei temi non devono essere toccati. Qualcun altro dice ma non costerà €1 in più, ma anche questo, cioè nella bozza d'intesa, non so se avete avuto modo di approfondire la lettura, si parla di costi, scusate, di costi storici, poi si parla di un passaggio per la spesa storica media nazionale ed infine i fabbisogni standard e i costi standard. Qui dipende dal governo, dallo Stato, procedere negli anni in tempi diciamo ragionevoli al passaggio. Ma vorrei anche ricordare altro errore che secondo me si fa quando si dice ma la spesa storica, scusate, il fabbisogno standard, il costo standard ci penalizzerà qualcuno. Voglio dire che non serve scrivere un'intesa per l'autonomia, è già previsto dalla legge che bisogna fare i costi standard, i fabbisogni standard. Cioè autonomia zero, a intese cassate, a totale cancellazione del titolo quinto del 2001, resta comunque un assunto nazionale, c'è una legge che lo prevede, che l'Italia si debba dotare dei fabbisogni standard e dei costi standard, che non sono altro che la virtuosità. Se poi a qualcuno va ancora bene difendere l'idea che i forestali in una regione possano essere 1/10 di quelli che ha una regione che è simile per montagne, per abitanti, noi ne prendiamo atto. Ho letto anche della polemica rispetto ad alcune materie che chiediamo che dovrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento, ci sembra di capire da parte di qualche ministro. Noi sull'istruzione non è che vogliamo smontare la partita da scuola, io mi sono anche segnato dei dati e abbiamo assolutamente la volontà di essere assolutamente rispettosi di tutto quello che è il mondo della scuola. Vi leggo solo un passaggio che mi ero scritto. In materia di istruzione, il Veneto intende, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, partecipare alle funzioni del governo del sistema educativo formativo. Penso che sia un diritto sacrosanto potersi occupare della scuola. Del resto un po' parzialmente già lo stiamo facendo, no? Con l'autonomia scolastica, con alcune partite. Con il coinvolgimento diretto degli attori e di tutti i soggetti portatori di interessi nel campo dell'istruzione. Si vuole dar vita a un modello organizzativo che consenta di soddisfare i bisogni di famiglie e studenti, in primo luogo attraverso il superamento delle carenze di organico che fino ad oggi hanno fortemente penalizzato il Veneto. A tal proposito vi do solo alcuni dati concreti, per questo leggo perché non mi ricordo tutti i dati. La copertura di dirigenza scolastica attraverso il ricorso all'istituto della reggenza ha assunto dimensioni insostenibili. In Veneto nel biennio 2018-2019, nell'anno 18-19, attualmente i dirigenti scolastici titolari sono 336 per 600 scuole e 264 di questi inevitabilmente hanno il doppio incarico di reggente presso un secondo istituto, con evidenti pesanti ricadute sulla qualità dei servizi erogati. Considerato che il 40% dei posti oggi è vacante e che a causa delle domande di pensionamento potrebbe aumentare del 10%, quindi il 50% dei posti vacanti, mi auguro che questa insostenibile situazione sia almeno
in parte mitigata dagli effetti di una procedura concorsuale per la nomina di dirigenti scolastici. La carenza di direttori di servizi generali amministrativi, DSGA, noi abbiamo nel Veneto solo 359 scuole hanno un dirigente, io ho detto ce ne sono 600, e a tale quadro sarà aggravato da 72 domande di pensionamento, la gravissima carenza di insegnanti e così via. Con riferimento ai 52.056 posti di docenti presenti nel Veneto, si stima che a causa delle dinamiche della mobilità interregionale, dell'esaurimento delle graduatorie concorsuali e dei pensionamenti, circa il 20% dei posti, 2 su 10, sia ricoperto personale supplente. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi-dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Raccontare, vuoi fingere, mentire, poi distruggere, incendiare e ancora riprovare. Di nuovo buongiorno carissimi amici di RPL, se volete intervenire in diretta chiamateci allo 02 66 20 35 29. In collegamento telefonico con noi in questo momento abbiamo il professor Antonio Maria Rinaldi. Ciao Antonio, buongiorno.
buongiorno a tutti quanti gli amici che ci stanno ascoltando, grazie. Allora Antonio, grazie a te per aver accettato come sempre il nostro invito. Allora Antonio, ieri c'è stato un articolo su Repubblica di Milano che titolava "Nella Lega in corsa anche l'euroscettico Rinaldi per le elezioni europee". Tu ci confermi o ci smentisci questo articolo, questo titolo? Allora, io sarei felicissimo e onorato di poter concorrere alle prossime elezioni europee previste per il 26 di maggio prossimo. Sì. Io di ufficiale non ho nulla, l'ho letto anch'io su Repubblica, sarei onoratissimo, ma diciamo ufficialmente ancora, naturalmente credo perché ripeto di ufficiale non ho assolutamente nulla, e credo che se si dovesse concretizzare quello che c'era scritto, ma anche in altri giornali ieri, dovrei credo nel centro Italia, logicamente la mia area di influenza, sì. Credo che stia decidendo alla fine, l'ultima parola ce l'ha, come giusto che sia, Matteo Salvini. Se si concretizzerà sarò ben lieto, altrimenti continuerò sempre a supportare, perché le idee sono queste, le nostre idee sono quelle, e continuerò sempre. Se posso essere utile e se reputeranno opportuno, io mi metto a disposizione come si dice, come un soldatino. Benissimo, grazie per aver chiarito. Ma comunque l'appuntamento, insomma, in vista di queste prossime elezioni europee è l'8 aprile, lunedì, all'Hotel Gallia di Milano, dove il ministro Salvini lancerà proprio il manifesto programmatico dei sovranisti. Tu che possibili alleanze stai notando, stai sentendo, ecco? Ma io credo che in questo momento ci siano grandi manovre a Bruxelles, perché è ovvio, scontato, è opinione di tutti che ci sarà uno sconvolgimento negli attuali assetti. Sappiamo che nelle ultime legislature c'è stato un po' una specie di dominio assoluto da parte dell'accordo con il PPE e il PSE, cioè il Partito Popolare Europeo, il Partito Socialista Europeo, e credo che il vento sia un po' cambiato, per fortuna, in tutta Europa, e quindi tutti i vari leader dei vari paesi stanno cercando di fare un giro di bussola, come si dice, per verificare se è possibile altre maggioranze che diano la possibilità finalmente di cambiare l'indirizzo della governance dell'Unione Europea, perché su una cosa siamo tutti d'accordo, che così non va bene, bisogna cambiarlo, quindi con sfumature anche piuttosto corpose, ma tutti quanti dicono questo. Poi bisogna vedere chi avrà più credibilità nei confronti degli elettori per raccogliere i voti. Infatti io, lo dico ancora a titolo del tutto personale, credo che questa volta i cittadini europei vadano all'appuntamento elettorale di maggio per il rinnovo del Parlamento europeo, non tanto per votare le persone che andranno lì, ma andranno soprattutto a votare per quale Europa vedono il futuro, cioè quale Europa vogliono, e daranno sicuramente il supporto a quei partiti, a quei movimenti politici che sapranno esprimere e coniugare meglio le giuste istanze dei cittadini. Cioè noi siamo delusi, non è l'Europa che noi vogliamo questa, parliamoci chiaro. Quindi se avranno forza quei partiti che con delle idee molto chiare, realizzabili, vere, non scritte nell'acqua sulle nuvole, daranno delle soluzioni per cambiare effettivamente questa Europa, cioè per riportarla praticamente al centro dell'attenzione dei cittadini e dell'economia reale, perché noi in questo momento siamo in un'Europa che è molto disattenta nei confronti per l'appunto dei cittadini e dell'economia reale, che sta dietro soltanto, sappiamo bene, ai grossi gruppi industriali, alle elite, alle multinazionali, e allora sicuramente saranno premiati. Questo è un augurio da cittadino italiano e da cittadino europeo. Benissimo. Senti Antonio, c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Antonio. Io penso che la cosa più importante di queste elezioni, mi interessa in macchina tennis, sia che la vittoria dei movimenti identitari di Visegrad porterà a una sintesi tra est e ovest, e quindi la possibilità di costruire questa Europa mitteleuropea. E la soluzione del problema italiano che, come dicono quei cantanti, Baustella, Mandalier,
ha un lato B e un lato A, cioè praticamente il debito pubblico e la capacità nostra di esportare macchinari. Ecco perché questa sintesi tra est e ovest per noi è strategica, ecco, questo che va capito dai nostri industriali della Padania, secondo me. Benissimo. Antonio, sentiamo adesso anche un'altra telefonata, poi puoi commentare tranquillamente. Pronto, buongiorno. 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 Buongiorno, dottor Rinaldi. Buongiorno. Guardi, quando la vedo in televisione mi apre il cuore, perché vedo in lei una persona veramente, veramente, come si può dire, sincera e onesta. E sarei molto felice che se Matteo Salvini la mettesse in grado di operare anche per la Lega. Io vorrei che lei fosse sempre più duro con gli oppositori di questo governo, ma soprattutto dell'area di Salvini, quando parlano in una maniera strafottente e volgare, e soprattutto hanno sempre ragione loro. Non riesco mai a capire, hanno sempre ragione loro. Quando c'è il migliore, quando c'è quell'altro, è una cosa assurda. Battagli per noi, signor Rinaldi, battagli per noi, grazie. Grazie mille. Allora, Antonio, come commenti? Io ce la metto tutta, però guardi, faccio una battuta, condivido pienamente quello che ha detto il signore, adesso per carità lo ringrazio, ma tante volte ci fa comodo sentire queste persone che hanno nominato, perché lo vede per la reazione, gli italiani hanno aperto gli occhi, sembra quasi che facciano pubblicità per noi, perché sono talmente smaccatamente, diciamo, di parte, dicono delle cose che non riguardano la realtà. Uno dice: ma in quale mondo vivi? Fino adesso dove sei vissuto? Per il quale alla fine sembra quasi che facciano il tifo per noi. Però vorrei dire una cosa, prima è stato detto diciamo questa Europa, io voglio fare una battuta per dire, dice, quale Europa vogliamo. Ci siamo resi conto che l'Europa ha messo su, l'Europa intesa come Unione Europea, chiaramente come governance europea, un sistema tale per il quale manda letterine, manda rimbrotti, manda procedure di infrazione se un Paese membro non rispetta certi 0, per quanto riguarda i bilanci. Però non manda nessunissima letterina, non manda nessun rimbrotto, non manda e non apre nessuna procedura di infrazione se un paese, ad esempio come l'Italia, ha un tasso di disoccupazione a 2 cifre. E a noi francamente importa molto di più questo. Noi vorremmo ricevere una bella lettera di infrazione da parte dell'Unione Europea e dice: guardate che vi facciamo una multa, eccetera, se non abbassate subito, mettendo in atto, attenzione, tutte le politiche economiche possibili e immaginabili per abbassare la disoccupazione. Ecco, invece questo non lo fa perché non è previsto. Invece a noi farebbe molto piacere essere stimolati in maniera tale che ci metteremmo subito in maniche di camicia per poter fare qualche cosa, per l'occupazione, soprattutto quella giovanile. Allora, invece non lo fanno, noi vorremmo cambiarla, ecco. Antonio, quando ci sei tu, come al solito, telefonate a raffica. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo chiedere al professore se aveva avuto modo oggi di vedere l'articolo sul Libero di Paolo Vecchi, quei consigli che dava a Salvini, e se l'aveva visto dare un suo consiglio, un qualcosa, una spiegazione. Grazie. Sentiamo Antonio, scusami, sentiamo un'altra telefonata e poi ti lascio. Pronto? Pronto, buongiorno, Mauro da Reggio. Buongiorno professor Rinaldi, buongiorno Antonio. Buongiorno. Tanto questo aspetto, perché ci sono le elezioni europee proprio. Io direi che bisogna fare molta attenzione per un motivo, perché forse noi siamo in mezzo al deserto, il sole è molto alto e siamo vittime di un miraggio. Il miraggio è determinato dal fatto che tutti continuano a guardare i sondaggi che danno alla Lega il 32%, però c'è una cosa: durante le elezioni politiche ha votato il 73%, io mi sono rivisto le votazioni europee del 2014, votò il 57% e sono pronto a scommettere che stavolta non si toccherà il 50%, per cui ci si possono aspettare delle sorprese notevolissime. E oltretutto io spero che lei, Rinaldi, possa essere eletto per la Lega, perché abbiamo bisogno di persone esperte che possano impostare quello che può essere una politica economica, e spero anche di riuscire che questa Europa qua cambi, ma rimane comunque un fatto che
I paesi dell'est europeo che sono entrati ci stanno facendo un dumping bestiale, perché io qua a Reggio Emilia già ho 3 che conoscevo, 2 hanno chiuso l'anno scorso e sono andati ad aprire in Ungheria, per cui ci troveremo di fronte alle nazioni dell'est che saranno per la conservazione, perché loro si prendono i contributi in euro usando la loro moneta e attuano questo dumping che deve finire. Grazie. Benissimo, Antonio, prego. Allora, il nostro amico Ultimo ha fatto un'analisi perfetta che sottoscrivo anche nelle virgole. Tra l'altro ha detto una grandissima verità: ci sono dei paesi dell'est, in particolare ad esempio la Polonia, che sta prendendo di fatto il posto industriale italiano, si avvale del mercato unico, cioè dell'appartenenza all'Unione Europea, ma continua, grazie all'articolo 139 e 140 del Trattato di Lisbona, a poter ancora rimanere con la propria valuta, e questo gli permette praticamente di essere estremamente competitiva rispetto agli altri, quindi praticamente in poche parole prende soltanto i vantaggi e non gli svantaggi. Ecco, questa è la sintesi. Anche queste sono cose da vedere e andare a modificare, perché altrimenti il danno è a nostre spese. Quindi questo è pacifico. No, volevo dire, per quanto riguarda Becchi, che lo leggo sempre, io questa mattina sono partito e sono in automobile, ancora non ho avuto modo di poterlo leggere, ma mi riserverò di farlo appena mi fermo, tant'è vero sono in una zona di sosta dell'autostrada, perché sono andato a Torino perché ci sarà un bellissimo convegno organizzato dalla Lega stasera? E questa sera alle 21, per l'esattezza vicino Torino, a Giaveno, pochi chilometri da Torino, dove ci sarà il presidente dei deputati della Lega, l'onorevole Riccardo Molinari, che fra l'altro è un mio vecchio amico. Dopodiché ci sarà Alessandro Panza, che è responsabile federale organizzativo della Lega, sarà moderato da Mario Tonini, che è un giornalista, e ci sarà anche Patrizia Sternone, che è un avvocato ed è docente di diritto di economia politica, non molto, vicinissima alla Lega, chiaramente. E poi ci sarò io. Quindi sto raggiungendo in una bellissima giornata di sole Torino, e quindi ancora non ho avuto modo di leggere, ma anzi grazie di avermelo segnalato, perché me lo andrò a cercare subito l'articolo. Fra l'altro oggi c'è anche su Milano Finanza un articolo firmato insieme all'altro amico Fabio Dragoni, che in genere firmiamo insieme su un aspetto importante, diciamo, economico italiano, cioè praticamente noi diciamo: guardate che noi siamo in crisi dal 99, non ve ne siete accorti, e diamo dei numeri a supporto di questo. Quindi sono contento che anche un giornale finanziario come Milano Finanza ci dia sempre spazio, cosa che fino a qualche anno fa era praticamente impossibile. Quindi, come vedete, il vento è cambiato. Antonio, altre 2 telefonate. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Allora, io mi chiamo Angela e chiamo da Novara. Vorrei parlare col professore. Sì, la sente. Buongiorno professore. Allora, io vorrei partire da Tria, no? Allora, sono molto emozionata, spero di farmi capire. Per quanto riguarda Tria, forse se mettevano Savona non ci trovavamo in questa situazione, ma il presidente non l'ha voluto perché ha detto che è anti-europeista. Vabbè. Passiamo al secondo. Ho sentito che c'è in arrivo un'altra nave ONG. Allora adesso Salvini... Tedesca, esatto. Però loro si sono già diretti verso Lampedusa. Allora adesso ancora Salvini dovrà fare un altro braccio di ferro con tutti quelli che sono favorevoli all'entrata. Poi, a forza di far entrare, si verificano fatti come Torre Maura. Perché qui non si tratta di essere razzisti, che è una parola che loro hanno sempre in bocca, ma il disordine crea disordine. È ovvio che quelli lì di Torre Maura manifestano per questi come si chiama? Erano dei Rom, ma l'ordine non crea mai ordine, quindi è inutile far entrare continuamente gente. E anche qui, se per questa cosa qua di Torre Maura, no?
daranno la colpa a Salvini. È colpa di Salvini, è sempre colpa di Salvini. Ma basta con questa cosa che hanno in bocca, che siamo razzisti, che siamo qui. Ma sono loro i veri razzisti con noi italiani. Io non ne posso più, sempre questa parola hanno in bocca. Benissimo, sì. Allora, ascoltiamo un'altra telefonata, Antonio. Sì. Pronto? Sì, pronto, sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Lucia da Pogliano. Ciao. Buongiorno professore, la stimo molto e la seguo sempre quando è nei talk show, anche se le ribadisco come tanti altri che cercano sempre di non lasciar parlare quando uno è a favore della Lega. 4 contro più conduttore, intervengono sempre. Allora, lei adesso ha parlato di quello che sta facendo Salvini in Europa, sta riunendo tutti i sovranisti così. Io avevo già sentito, avevo già letto perché mi informo, però lei me ne ha dato ancora atto. Invece, secondo il signor Becchi, Salvini non sta facendo niente, non ha un'idea di che Europa vogliamo, non ha qui, non ha qua, là. E lui parla con la gente, gli scrivono la gente che sento Salvini perché non ti votiamo più, e allora lui dice a Salvini sta attento, devi cambiare qua, là. Allora io do un consiglio al signor Becchi: quando la gente scrive a lui dicendogli queste cose o incontri dico queste cose, lui non deve dirgli che hanno ragione, no, deve dirgli che Salvini ha trovato M dappertutto e quell'uomo qui sta facendo i miracoli per salvare le nostre vite nel futuro, sta facendo i miracoli avendo tutti contro, perciò lui deve dire alla gente no, non ascoltate tutti i giornalisti di regime, le TV di regime, non ascoltate perché sono tutte contro Salvini, perché adesso ci sono le elezioni europee e tentano in tutti i modi di fermare Salvini e portarsi a casa i voti loro. Anche la signora Meloni, che sono sempre contro Salvini, quelli di Alleanza Nazionale, no, scusi, di Fratelli d'Italia, io non so perché, è sempre contro, sempre a sbraitare su Salvini. Benissimo. Questo vorrei dirgli al signor Paolo Becchi, per favore. Grazie, vi ascolto sempre e viva Salvini, viva, forza Salvini, coraggio, forza. Allora, Antonio, vai. La signora era giustamente risentita e arrabbiata. Allora, ripeto, io non ho letto l'articolo di Becchi perché sono in viaggio, però se è vero che ha detto che Salvini non ha fatto niente, no, Salvini non è che non ha fatto tantissimo, ma soprattutto ha avuto un enorme merito, Matteo Salvini, quello di aver rotto finalmente un muro di gomma. Cioè noi per anni ci hanno fatto credere certe cose, è arrivato lui e ha sfatato, come ad esempio no, è irreversibile il fatto dei migranti, non si può fare nulla, e come è arrivato li ha fermati, quindi evidentemente era possibile, quindi ha fatto molto. Poi vorrei dire gli italiani, e rimarco quello che ha detto la signora giustamente, non sono razzisti, assolutamente, io lo dico sempre in televisione, gli italiani non sono razzisti, sono semplicemente arrabbiati, sono un popolo di persone arrabbiate per come è stato gestito, e credo nel peggiore dei modi possibili, tutto il fenomeno migratorio, perché l'Italia si è trovata da sola ad affrontare un problema enorme che riguardava di fatto tutta l'Europa, e l'abbiamo visto poi in quale modo e in quale maniera. Quindi se si mette ordine su tutto il problema, investendo anche l'Europa, ciascuno con le proprie responsabilità, io penso che Salvini abbia fatto non un lavoro grande, un lavoro immenso, è quello che vogliamo tutti quanti, ci mancherebbe. Poi ricordate una cosa, Salvini dice sempre: se una persona è un migrante, è una persona che entra in maniera regolare, si uniforma alle nostre leggi, alle nostre usanze, si integra a tappeti rossi. Il problema riguarda altri soggetti e sappiamo molto bene purtroppo che cosa sta succedendo in Italia. Quindi, per carità, chi è in regola, ma per carità non c'è problema. Il problema è quell'enorme purtroppo persone che non rispettano le regole, non vogliono rispettare le nostre usanze, non hanno lavoro, e in un momento in cui, prima lo dicevo, c'è più di un 10% di disoccupazione, voi capite bene. Per quanto riguarda Torre Maura, per carità, il problema è molto sentito, perché lì sono stati un po' avvantaggiati diciamo non persone italiane anche nell'attribuzione di appartamenti, cioè come noi siamo in fila da tanti anni, abbiamo sempre pagato le tasse eccetera, poi arrivano questi, gli danno, e quindi
capisco perfettamente chiunque in quelle condizioni si sarebbe arrabbiato. Benissimo. Allora Antonio, noi non ti sottraiamo altro tempo, allora Ma è sempre un piacere. Grazie mille per essere stato qui con noi, aggiornaci nei prossimi giorni, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon proseguimento di giornata. A stasera quindi rinnoviamo il tuo appuntamento, hai detto in provincia di Giaveno, a Torino, dove ci sarà l'onorevole Riccardo Molinari, che è presidente dei deputati della Liga. Insomma, avremo delle notizie proprio fresche per quanto riguarda le nuove iniziative del governo. Vediamo un po', ma riuscirò a stimolarlo per carpirgli qualche novità. Va bene, mettiamola così. Va bene, allora poi nel caso ci sentiamo la settimana prossima. Allora Antonio, ti salutiamo. Piacere. E un grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Grazie mille al professor Antonio Maria Rinaldi. Adesso continuiamo a sentire l'audizione del governatore Zaia. E così per il personale ATA. È tutta una partita ovviamente complicata. Il ministro Bussetti è evidente che si sta dando da fare, però eredita da decenni di mancata programmazione, di guai di alcune partite per bloccarsi per questi inevitabilmente hanno pagare la sanità ai pensionati. Pensiamo che la sanità del futuro debba essere in mano ai giovani, però è pur vero che davanti alla mancanza di 1295 posti di medici in Veneto io ho dovuto predisporre una delibera che dice che nel momento in cui ti manca il medico, e noi abbiamo fatto i concorsi, l'ultimo concorso 80 posti sono presentati in una decina, pronto soccorso, 80 posti di medico. Nel momento in cui mancano i medici, fai i concorsi, vai sul libero mercato, cerchi tutte le figure in età lavorativa assumibili, se non le trovi, e se sono, la delibera dice, se sono messi a repentaglio i livelli essenziali di assistenza, tu puoi operare e a questo punto richiamare qualche medico in pensione. Ecco, volevo dirvi che noi abbiamo i 1295 posti scoperti, e anche qui tutto il tema della sanità si presterebbe bene ad essere affrontato con l'autonomia, ad esempio rispetto alle borse per le scuole di specializzazione, che è il vero dramma a livello nazionale che noi ci sentiamo di riuscire ad affrontare a livello regionale. Ma poi guardate, evito di stare qui a citarvi altri dati. Vi dico sostanzialmente in chiusura che oggi la fase qual è? È la fase nella quale noi chiediamo che il governo faccia uscire dal Consiglio dei Ministri il provvedimento, l'intesa, e venga incardinata direttamente nell'ordine del giorno della discussione nelle due Camere. Perché vi dico questo? Noi abbiamo pareri autorevoli e siamo convinti che la Costituzione sia scritta assolutamente in maniera chiara e impensabile, ma anche da un punto di vista proprio di buon senso, che una persona terza o due persone terze scrivano un contratto che devono firmare altre due persone che non sanno niente di quel contratto. Quindi la Costituzione è chiara, dice ci va un'intesa in Parlamento, l'intesa deve essere votata con un sì o con un no. Io penso che sia utile che vada in Parlamento, penso che sia utilissima la discussione perché eleva anche la qualità della discussione. Perdonatemi, ma alcune discussioni alle quali assistiamo sono lunari, non c'entrano nulla con quello che si è scritto nella intesa. Ad esempio una mia proposta è quella di pensare che il governo potrebbe far uscire dal Consiglio dei Ministri non un'intesa ma una preintesa, quindi non considerarlo un provvedimento definitivo per rispetto del Parlamento, mandarla in Parlamento e accettarne una discussione con le mozioni, le osservazioni e le raccomandazioni, acquisire tutto questo materiale, tornare in Consiglio dei Ministri, definire con le singole regioni tutto quello che è accoglibile rispetto alla discussione parlamentare, dopodiché stilare l'intesa definitiva e mandarla al voto. Noi siamo in questa fase, come ripeto, non abbiamo altro da aggiungere se non quello di pensare che il lavoro è stato fatto bene. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato da parte della Regione Veneto, ma anche da parte dei diversi ministeri, iniziare dal Ministero del Ministro Stefani, perché è un lavoro copioso. Leggo che qualcuno dice che bisognerebbe adesso mandare avanti un provvedimento, magari legislativo, che stabilisca dei regolamenti di attuazione, di applicazione del titolo quinto in una maniera più opportuna. Cioè, dopo 20 anni uno non può inventarsi una roba del genere, dopo 20 anni si applica la Costituzione, punto e basta, anche perché vorrei ricordarvi che si omette sempre di ricordare che nel frattempo, in questi 20 anni, la Corte Costituzionale ha prodotto giurisprudenza aiosa rispetto a questi temi.
quindi non abbiamo bisogno di nuovi regolamenti applicativi che sanno tanto di allungare il brodo per non arrivare mai alla cottura finale. Noi siamo convinti che i presupposti giuridici ci siano tutti. Dopodiché, se a qualcuno non piace il titolo quinto, non piace il comma 3 della Costituzione, del 116, 117, 118 e 119, non fa altro che, nella sua veste magari di parlamentare, di rappresentante dei cittadini, produrre una modifica della Costituzione, la porta in Parlamento e vedrà se gliela votano oppure no. Grazie. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Dalle 18 alle 19 si ha bisogno di fare un salto nella surreale realtà. Si chiama Elsa Poppin senza la H, con la E, il programma che dalle 18 alle 19 vi porta sempre lungo i sentieri dell'attualità, della cronaca, della politica, dell'economia, ma con un tocco di surrealtà che verrà abilmente cucinata per le nostre e vostre orecchie da Pierluigi Pellegrin e da Marco Pinti. Elsa Poppin senza la H dalle 18 alle 19. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. E quindi fiscalità da una parte, attenzione ai territori, i tempi. Ecco, sui tempi io credo, e qui parlo invece con il presidente della nostra commissione, che c'è da fare una chiarezza, perché se è vero che esistono già documenti depositati presso il Consiglio dei Ministri, sarebbe opportuno che la Commissione ne venisse dotata di questi documenti per iniziare una seconda parte dell'audizione di Luca Zaia nella Commissione per il federalismo fiscale. Sta parlando ora un esponente del PD, sta facendo alcune osservazioni subito dopo la replica di Luca Zaia. La Commissione, soprattutto perché sono d'accordo che al di là del formalismo i passaggi parlamentari, se vogliamo come sempre raggiungere l'obiettivo finale, sono fondamentali. Dobbiamo condividerla, dobbiamo smontare quello che non funziona anche delle logiche del passato e dobbiamo rimontare una forma di federalismo autentico e vero, cioè un federalismo quello che si trasforma nella concretezza. E quindi sui tempi, lei lo conosce bene perché ha avuto la fortuna di fare il presidente di una provincia, il vicepresidente di una regione, di fare anche il ministro, e in tutti questi passaggi lei sa quanto è la delicata, e già in quei tempi lei conosceva direttamente la complicatezza del principio federale in un paese come il nostro. Quindi su questo, sui tempi, io chiederei di evitare il susseguirsi di dichiarazioni che alimentano, come dicevo, l'aspettativa, e di concentrarci invece nel fornire al Parlamento i dati veri dell'intesa e di quello che su cui dobbiamo discutere, ripeto, con questo intento. Noi siamo, e chiudo, per un'autonomia responsabile, sostenibile, dentro il panorama dell'unità nazionale, che rende più efficiente il servizio pubblico e più efficace nei confronti dei cittadini, dentro una strategia. E quindi anche su questo ci attendiamo di capire qual è la strategia dell'Emilia Romagna, della Lombardia, gliel'abbiamo già chiesta, oggi la chiediamo al Veneto, che giustifica il numero di materie. Le materie non sono un termine astratto, le materie vanno collocate dentro una strategia nazionale e regionale, e dico io anche rispetto alla vicinanza dei territori. Insomma, io credo che se lavoriamo così, ripeto, spogliandoci un po' della propaganda del passato, probabilmente raggiungiamo quello che a me personalmente più interessa, che è avvicinare il servizio ai cittadini e costruire un'autonomia dei territori tutti, importante, efficace e soprattutto concreta. Grazie. Grazie a lei, onorevole. È evidente che per quanto riguarda i documenti, nel momento in cui dovessero essere licenziati dal Consiglio dei Ministri, sarà cura della Presidenza chiedere ovviamente di venire a conoscenza e poi ovviamente
metterne a parte anche i commissari della presente commissione. Do quindi la parola al Presidente Zaia per la replica, prego. Grazie Presidente. Andrei in maniera molto didascalica e veloce. Onorevole Osnato, l'intesa è pronta, il valutatore, il maestro non deve essere il governo ma deve essere il Parlamento, nel senso che dirà quantomeno sì o no. Ma c'è da dire che quell'intesa, per rispondere anche a uno dei passaggi dell'onorevole De Mene, che è un'intesa che noi comunque consideriamo conclusa, c'è una partita nostra depositata, per carità, opinabile, il governo ha tutti gli strumenti per dire non ci va bene nulla, però è pur vero che abbiamo fatto un percorso assieme agli uffici del ministro Stefani, la quale ha interloquito peraltro con dei tavoli di lavoro nei quali abbiamo partecipato anche noi, ai quali abbiamo partecipato anche noi, per le diverse tematiche, le diverse materie. Sono fatti bei lavori di approfondimento, un centinaio di tavoli. Per Belluno, quindi rispondo sia all'onorevole Osnato che De Menec, io vi dico che ho l'impressione che dobbiamo fare un po' di chiarezza, nel senso che, per carità, un esperto che dà ragione alla teoria che si può mettere dentro di tutto sull'intesa lo si trova sempre, però è pur vero che autorevoli costituzionalisti, a iniziare dal nostro gruppo di lavoro, ricordo che uno dei costituzionalisti che oggi è giudice della Corte Costituzionale è il giudice il professor Antonini, ha sempre sostenuto che l'intesa non deve essere inficiata da tutti i desiderati che uno vorrebbe mettersi dentro. Quanto alla provincia di Belluno, che è interamente montana come Sondrio, noi restiamo convinti del fatto che un istante dopo va erogata l'autonomia a Belluno, ma non solo, che la regione dovrà spogliarsi tutte le parti operative e gestionali per limitarsi ad essere un parlamentino che legifera e gira tutto non solo sulle province ma anche sugli enti locali. Cioè, questa è la nostra visione, ma una visione del resto che è mutuata dalle esperienze federaliste internazionali. L'onorevole Turri, giustamente l'onorevole Turri dice no, la bozza di intesa o preintesa, chiamiamola come volete, o la bozza che c'è sul tavolo del Consiglio dei Ministri, è una bozza che parla di spesa storica. Allora, la spesa storica sulla carta penalizza noi, perché se abbiamo sempre sostenuto che la spesa storica sia un vantaggio per le regioni non virtuose a svantaggio di quelle virtuose, è pur vero che la stessa Sosa è venuta qui, il presidente come si chiama il presidente di Sose? Stradiotto, è il direttore Stradiotto, scusa, non mi veniva il nome, e dice ma il Nord ci rimette la prova provata, che è quello che diciamo noi è vero, no? Se è vero che ci rimettiamo con l'autonomia, allora perché vi preoccupate? Allora, rispetto alla spesa storica, dico all'onorevole Turri, fondamentalmente si riprende il vecchio concetto della preintesa che viene sviluppato. Intanto nella preintesa vi ricordo che c'era compartecipazione su IVA e tributi, questo c'era scritto. Invece sull'intesa presentata con questo governo c'è scritto che partiamo con la spesa storica per poter partire subito, che abbiamo 3 anni di tempo affinché il governo si doti della partita e quindi faccia in modo di passare gradualmente ai fabbisogni e ai costi standard, che sono un obbligo di legge, non c'entrano nulla con l'intesa, e nel frattempo, superati i 3 anni, si passa alla spesa media storica nazionale, cioè il principio della livella, no? Come ho detto oggi in conferenza delle regioni alla presenza del collega De Luca, ho detto citiamo un totò e questa è la livella, no? Sprecheranno tutti un po' di meno. Del resto non dovrei citarlo io, ma cito Giorgio Napolitano, e lui diceva, quando gli hanno chiesto da Presidente della Repubblica che cos'è l'autonomia, lui rispose: è una vera assunzione di responsabilità. Non dimentichiamoci che questo Paese, e poi rispondo indirettamente anche a un altro intervento, parte da un presupposto che noi abbiamo 30 miliardi di sprechi all'anno. Noi abbiamo 30 miliardi di sprechi all'anno nella pubblica amministrazione. Sono 30 miliardi sopra il tavolo del Consiglio dei Ministri e del Parlamento dedicabili alla virtuosità, che oggi sono dedicati allo spreco. Allora, quando parliamo di costi, lo diceva anche l'onorevole Lovecchio, se non ricordo male, parlava di fabbisogni standard, su che base, SOSE e così via. Giustamente lei pone una questione, che quella dice: ma noi è venuta SOSE il 21 marzo e ci dice che hanno fatto i costi standard per gli enti locali, non ancora per le regioni. Giusta considerazione,
consideri che noi abbiamo quei 3 anni di limbo nel quale continueremo con la spesa storica, cioè di fatto continueremo a operare come operiamo oggi, però con le competenze. Dopodiché passiamo alla spesa storica media nazionale e dopo i fabbisogni standard. Se un paese non riesce, alla luce di un'erogazione di autonomia, in 5 anni trovare i fabbisogni standard per le regioni, vuol dire che è un paese che è fortemente malato. Però la base di calcolo sarà sempre quella della SOSE, non è che il calcolo lo facciamo noi in qualche sottoscala, cioè noi ci rimettiamo a calcoli che vengono fatti da un'autorità che è del MEF, fra l'altro se non ricordo male è controllata dal MEF, che è SOSE. Per i dirigenti scolastici, guardi, la nostra è solo, intanto noi non è che vogliamo smantellare il mondo della scuola, abbiamo solo detto che nel momento in cui ci sono gli esodi per vecchiaia, per anzianità, ci sia la possibilità di fare le assunzioni regionalizzate. Non ci trovo nulla di trascendentale. Dopodiché possiamo discuterne, però è pur vero che dobbiamo discuterne. È pur vero che dobbiamo discuterne perché sento che qualcuno non gli va bene che si proponga di avere le concessioni autostradali, qualcun altro dice che le soprintendenze sono un problema perché comunque la gestione deve essere nazionale, ma magari perché in Sicilia le gestiscono male, mentre in Trentino Alto Adige le gestiscono bene. Da qualcun altro ci dice che ci sono delle competenze rispetto all'ambiente che sono problematiche da far gestire, che sono le vie, ma è pur vero che se la legge della valutazione di impatto ambientale è scritta nero su bianco, non è un problema di Roma, di Milano o di Venezia. Chi la applica deve applicare rispettando la legge, non è che puoi dire che a Roma la applicano meglio, a Venezia si mettono d'accordo per evadere le pratiche. No. Vi ricordo che il Mose, lo dico sempre, non è un'opera della Regione del Veneto. Vi ricordo che il Mose non è un'opera della Regione del Veneto. Il Veneto diventa famoso per il Mose, ma che non è un'opera nostra, è un'opera dello Stato. Quindi potrei anche dire che se magari la gestivamo noi, magari andava anche meglio. E del resto dimostriamo, onorevole Lovecchio, la virtuosità la dimostriamo dove gestiamo noi, ma è inevitabile, no? Cioè tu sei lì, sei così bravo e autorizzato di occuparti della sanità di 5 milioni di veneti, ma non ti puoi occupare della gestione della valutazione di impatto ambientale di un territorio. La trovo molto strana sta vicenda, no? E per concludere, l'onorevole Cattaneo dice sì, io sono più federalista che autonomista, ma insomma sono concetti che si compenetrano, ma risorse di fatto non se ne sottraggono a nessuno, cioè la partita è una partita. Fra l'altro Sose l'ha anche confermato, ha detto, guardate, per noi sarebbe già una grande vittoria poterci occupare delle competenze nei territori. Ripeto, l'esempio della sanità è illuminante, no? Vorrei ricordare a tutti che la sanità ha una torta nazionale di 110 miliardi di euro più o meno, dei quei 110 a noi ne spettano come Veneto 977 milioni e ogni regione ha la sua torta, la sua fetta di torta. Ma poi il problema qual è? È la gestione di come te la mangi quella fetta di torta. Perché puoi fare come il Veneto che dice la mia sfida sono le liste d'attesa e da 8 anni apriamo gli ospedali di notte e facciamo circa 200.000 prestazioni di notte negli ospedali, la sfida è quella dei 2 milioni di accessi pronto soccorso, la sfida è quella di molte altre, che so, le tecnologie. In Veneto abbiamo deciso, da quando ci siamo noi, che tutti gli hub provinciali, quindi tutte le sedi provinciali, pratichino e si esercitino e facciano formazione sulla chirurgia robotica. Da noi si opera con robot Da Vinci in tutti gli hub provinciali. Altre regioni hanno scelto di continuare con la chirurgia, diciamo, tradizionale de viso a cielo aperto, a campo aperto, che è una scelta da fare. Noi investiamo 70 milioni di euro in tecnologie. Questo ci permette di deospedalizzare, far star poco il paziente. Un'ernia inguinale 30 anni fa, o 20 anni fa, qualcuno ancora adesso la fa con 7 giorni di ospedale. Noi la facciamo con 4 ore di ospedale, però facciamo dei surgery, dei hospital, abbiamo tecnologie per operare, cioè cambia il mondo, cioè poi ognuno fa le sue scelte. Questa è l'autonomia è nella scelta. Quindi a parità di stanziamenti scegliamo diversamente, ma è quello che accade in tutte le famiglie e tutte le aziende, no? Se il papà fa l'operaio come il mio vicino di casa, ma mio papà fa scelte diverse dal mio vicino di casa, magari non va in pizzeria tutti il sabato sera, ma ci va una volta al mese, perché decide di fare altri investimenti con i soldi che risparmia. Banale come esempio, ma rende l'idea. E infine l'onorevole De Menec, sì, piano strategico, non è che, come si dice in Veneto, siamo venuti giù con la piena del Piave. Siamo quelli che
siamo quelli che hanno, lo dico simpaticamente, siamo quelli che hanno indicato la via sull'autonomia, questo ci deve essere riconosciuto, e anche posso garantire che chiunque di voi ci chiedesse documentazione rispetto a tutta la fase pre-materiale, elaborazione, noi ne abbiamo da riempire sta stanza. Cioè, vi ricordo che l'autonomia del Veneto non nasce con il referendum del 22 ottobre 2017. Da noi, ufficio studi, commissione, eccetera, gruppi di lavoro, delegazione trattante esiste di fatto da sempre, da quando ci siamo noi. Se voi andate a vedere, nel 2010, quando mi sono insediato, mi sono attribuito la delega per il federalismo e l'autonomia, ma noi abbiamo sempre prodotto materiale, uffici studi e quant'altro. Per cui, se volete materiale, ce n'è da far piani strategici per tutta l'Italia, non solo per la Regione Veneto. 9 decimi delle tasse non sono una suggestione, i 9 decimi nascono da un tema. Quando ci hanno chiesto, ma voi cosa pensate della vostra autonomia? Noi abbiamo detto che se si applicassero i 23 materie e le 23 materie venissero applicate con la formula piena, cioè svuotando totalmente la competenza nazionale e transitandola su quella regionale, abbiamo detto, ma anch'io l'ho detto e lo continuo a dire, che sì, inevitabilmente per gli articoli successivi al 116 che prevedono anche il cofinanziamento delle competenze, inevitabilmente si andrebbe a svuotare tutto il gettito fiscale, perché dovrebbe essere utilizzato per coprire le competenze. Del resto, questo è un paese che ha problemi con i conti perché le entrate sono inferiori alle uscite. Quindi non è fuori dal mondo dire che comunque le competenze costano. Dopodiché si fa una valutazione, però il provvedimento dell'intesa non riguarda i 9 decimi, perché è ovvio, perché basta leggere l'intesa e si capisce che è un provvedimento che parla. Peraltro spieghiamolo, ne approfitto, poi mi zittisco, approfitto delle vostre domande. Il documento parla di compartecipazione sui tributi, però dice chiaramente che è anche una sfida, perché parla di una compartecipazione sui tributi con un floor definito, cioè si dice per gestire quelle competenze ti serviranno queste risorse, quindi ti garantiamo con il gettito di oggi questa percentuale che copre quelle risorse. Se il gettito aumenta perché l'autonomia porta economia, perché l'autonomia porta sviluppo e tutto quello che sapete, ti mantengo la premialità, ti do la compartecipazione anche sull'extragettito. Però nessuno legge il contrario a questa norma, che se l'autonomia o se ci fosse depressione economica scendesse sotto quel gettito del calcolo base, noi dobbiamo provvedere da soli a gestire quelle competenze perché lo Stato non ci dà i soldi. Quindi l'autonomia è assolutamente responsabilità. Questo ricordiamo perché è il passaggio 2 che si dimentica sempre quando si parla di norma finanziaria. La norma finanziaria prevede che la Regione, lo ripeto, se dovesse esserci una contrazione del gettito rispetto al gettito per il calcolo base del giorno della firma, si arrangia a coprire le spese. È scritto nero su bianco. Grazie. Così Luca Zaia, ora in diretta invece Giuseppe Conte, intervistato live da Corriere TV, dal direttore del Corriere della Sera. Degli uomini che lavorano con lui, fiducia dei lavoratori, dei fornitori, della comunità locale che interloquisce a tutti i livelli. Per quanto riguarda poi, se parliamo della fiducia dei mercati, lei ha parlato della fiducia dei mercati, certo, quella è molto importante, ma noi stiamo realizzando un piano di riforme, certo non ci viene ancora riconosciuto, però lei che è direttore di un importante giornale può contribuire molto. Stiamo realizzando un piano di riforme strutturali che riguardano le infrastrutture materiali e immateriali, il più poderoso che è stato mai realizzato. Abbiamo leggi di delega adesso al Parlamento che ci consentiranno di varare all'incirca 15 decreti legislativi delegati. Dopo di noi, se realizzeremo questo piano, chi studierà il diritto contrattuale lo studierà su un codice nuovo. L'avvocato che applicherà il codice di procedura civile lo farà in base a un codice nuovo. Chi applicherà bandi, regole su bandi, eccetera, le applicherà sulla base di un codice nuovo e via discorrendo. Un quadro regolatorio molto più semplificato,
un quadro regolatorio che consentirà agli operatori economici e ai cittadini di procedere più speditamente. Stiamo lavorando tanto in questo, poi ovviamente stiamo attenti ai segnali internazionali. Un segnale molto importante, per esempio, per quanto riguarda la fiducia anche dei mercati, un polmone di ossigeno importante è stata la politica monetaria varata di recente dalla BCE. La BCE, nel momento stesso in cui decide di rifinanziare a medio e lungo termine alle banche un significativo piano di investimento, questo ovviamente ci fa ben sperare e ci fa anche considerare che lo spread dovrebbe scendere complessivamente per i fondamentali positivi del nostro sistema economico e per varie iniziative anche di politica monetaria. Presidente, ma se le cose stanno così, perché c'è questa sensazione, soprattutto nel mondo delle imprese, che in questa maggioranza ci sia un po' una cultura che affida allo Stato tantissime, troppe cose, addirittura la ricerca della felicità, molto ostile riguardo le infrastrutture, soprattutto in queste aree del paese in cui servono tantissimo collegare rapidamente in una maniera veloce. Addirittura è nato un movimento pro TAV esattamente in questo pezzo di paese. Cioè la sensazione che ha soprattutto chi fa impresa è che ci sia nel governo una cultura di diffidenza nei confronti dell'impresa. Non parlo di lei, ma che circoli questa cultura. Guardi, forse avrà contribuito sicuramente lo scontro che è diventato ormai ideologico su qualche grande progetto. Prima c'è stato il TAP, problema che abbiamo risolto con un percorso trasparente, lineare, lo abbiamo affrontato con il solito metodo, valutare quel che era stato fatto, valutare la convenienza di proseguire, valutare gli ostacoli nel caso e le contrarietà nel caso non si proseguisse. Abbiamo deliberato con determinazione e non è più in discussione il fatto che il TAP verrà realizzato. Poi certo c'è stato il TAP e lì grande scontro ideologico, tutto il paese diviso, tutti a parlare di TAV, ed è chiaro che forse quelli sono i momenti in cui si creano queste retoriche del governo che non è a favore, eccetera. Ma io sono stato molto chiaro, non voglio ritornare sul TAV, ho dichiarato, abbiamo direi il dovere come decisore politico, io ho il dovere di fronte a un investimento così cospicuo dal punto di vista finanziario, pensato 25 anni fa, che si realizza se è conveniente o meno, alla luce di tutti gli aggiornamenti che abbiamo. L'ho detto pubblicamente, me ne assumo la responsabilità. Questo non significa che siamo contro le opere. Guardi, sa che ho fatto io nei giorni scorsi? Sono stato in Sicilia all'Agrigento Caltanissetta, la statale, che è ripartita. A Sticunio, ieri abbiamo deliberato al CIPE, sblocchiamo la Sticunio. Qualche giorno fa anche. Sono stato ieri, ero nelle Marche, dove abbiamo sbloccato anche la statale, anche lì il famoso quadrilatero Marche e Umbria, con tempi di consegna, andando lì cantiere per cantiere, non facendo chiacchiere, cantiere per cantiere, tutti gli stakeholder, tutte le maestranze intorno, in modo addirittura trasparente, rivelando quali sono le criticità. Criticità, attenzione, la Sticunio, io mi sono ritrovato un tratto di superstrada interrotto sulla campagna e fermo lì dal 2012. Ma io me ne assumo la responsabilità, mica sto a dire a vedere chi ha fatto, chi non ha fatto, eccetera. Noi dobbiamo risolvere i problemi. Io sono stato giù, ho girato tutto il sud, tutte le aree più disagiate del sud, e sono partiti, adesso stanno partendo, ancora completati, ma è già partito un contratto di sviluppo per la Capitanata, per il Molise, per la Basilicata, per la Sardegna, creando insieme, ogni volta raduniamo centinaia di sindaci, associazioni di categoria locali, tutti imprenditori che vengono da fuori, creiamo una incredibile sinergia, Sistema Italia. I problemi noi li risolviamo quotidianamente. C'ho qui l'elenco poi delle misure di ieri.
L'abbiamo visto, l'abbiamo pubblicato. L'avete pubblicato? Sul giornale. Ma ce ne sono ancora altre che non avete, che vi sono sfuggite. Allora... È un elenco lunghissimo. Quando vedrete questo decreto crescita, se qualcuno si azzarderà a dire che siamo contro le imprese, mi arrabbio. E perché allora Salvini dice che lo sblocca cantieri non sblocca nulla? Ha detto, ho letto una dichiarazione. No, non mi fate io dico sempre, non mi fate commentare le dichiarazioni dei miei ministri, dei miei politici e dei politici anche di opposizione, eccetera. Lavoriamo. Il decreto sblocca cantieri sbloccherà molti cantieri, ma li stiamo sbloccando anche col lavoro quotidiano. Decreto crescita, abbiamo tantissime misure a sostegno delle imprese, però dico anche una cosa, l'ho detto ieri, ero a San Patrignano, c'è la boccia di Confindustria. Noi siamo, perché ogni governo poi deve esprimere uno spessore politico, indirizzo politico. Noi abbiamo ben chiari i nostri obiettivi. Il nostro fine ultimo, l'obiettivo ultimo, non è, con tutto il rispetto, di avvantaggiare gli imprenditori, non è di creare le premesse perché si incrementi la quota di lucro soggettivo degli imprenditori. Noi creiamo le premesse perché le imprese in Italia possano marciare lungo la direzione di uno sviluppo sostenibile, che è il concetto un po' diverso. Presidente, due questioni finali.